La causa civile più vecchia d'Italia si è conclusa dopo ben 50 anni con la sentenza depositata ieri dalla Cassazione che conferma la decisione della Corte d'Appello di Venezia con cui nel 2017 si stabiliva per il litorale di Cavallino che i fondi ubicati nella fascia di arenile compresa tra la battigia e la diga in cemento armato di circa 5.650 metri lineari di fronte mare non appartengono al demanio marittimo in quanto sottratti alle mareggiate e agli usi pubblici del mare. Il contenzioso giudiziario per rivendicare la proprietà privata di quella fascia di litorale fu avviato nel lontano 1973 da una serie di operatori turistici della zona, alcuni dei quali nel frattempo sono deceduti. Dopo la sentenza d'appello del 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio presentarono ricorso che ora la Suprema Corte ha rigettato, dando ragione agli operatori turistici della zona. Lo Stato a questo punto dovrà restituire i canoni di concessione richiesti e incassati indebitamente, se compresi nell'arco del termine di prescrizione quinquennale. Alcuni imprenditori sono intenzionati a presentare ricorso sulla base della legge Pinto per farsi risarcire il danno da mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo civile. 50 anni di causa, infatti, non sono un termine tollerabile. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 24 novembre 2023. La prima notizia del giorno è una curiosità e riguarda la causa civile più lunga d'Italia che si è conclusa in questi giorni dopo ben 50 anni, una causa che riguarda il litorale veneziano del Cavallino. Abbiamo letto la prima colonna dell'articolo di Gianluca Amadori sulle pagine del Gazzettino. L'articolo ha come titolo Cavallino, spiaggia privata, causa chiusa dopo 50 anni. La Cassazione infatti ha messo la parola fine all'avvertenza che ha superato ogni record. Confermata la sentenza del 2017, i fondi sottratti al mare non sono del demanio. Lo Stato quindi dovrà restituire i canoni di concessione incassati e il litorale esiste grazie alla diga costruita nel 73. La notizia anche sul Corriere del Veneto: vincono dopo 50 anni la causa civile più lunga d'Italia. Lo Stato dovrà risarcire i camping di Cavallino e restituire i terreni. La causa era iniziata nel 1973. Ma noi proseguiamo la rassegna stampa di oggi tornando a parlare ancora di violenza di genere e del femminicidio di Giulia Cecchettin. Sulle pagine del Corriere del Veneto partiamo da qui. Un articolo di Giorgia Zanirato che fa il punto sulle tante manifestazioni di rabbia e anche di affetto nei confronti di Giulia, del suo ricordo da parte delle comunità venete. L'ultimo saluto a Giulia sarà in Prato della Valle, a Padova. Quindi nel frattempo il sindaco di Vigonovo promette di intitolarle una piazza. Le nostre borse di studio saranno dedicate a lei, ha detto il sindaco Luca Martello, e stiamo ragionando sull'ipotesi di avere una piazza a suo nome. Per quanto riguarda i funerali, sono previste migliaia di persone a Santa Giustina, la chiesa in Prato della Valle a Padova, attesa anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Poi ci sarà una seconda cerimonia a Saonara. Il Corriere del Veneto ricorda anche il messaggio di Papa Francesco: educare al rispetto e alla cura. Altre iniziative a Torreglia, sabato, giornata contro la violenza sulle donne, un corteo in ricordo di Giulia Torreglia, il comune dove risiede la famiglia Turetta. E poi ci spostiamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, dove nella sezione dedicata al Calvario di Giulia, questo il titolo, si torna a parlare dei centri antiviolenza e della situazione estremamente precaria della rete antiviolenza veneta. Case rifugio, da marzo i nuovi requisiti al via e molte strutture sono a rischio chiusura.
È l'effetto dell'intesa Stato-Regioni del settembre 2022 sui centri che assistono le donne vittime di violenza, ma cerchiamo di capire meglio quali sono questi nuovi requisiti. L'obbligo di apertura 7 giorni su 7 di un centralino che sia attivo 24 ore su 24, ma i centri antiviolenza, le responsabili dei centri antiviolenza dicono è impossibile, i nostri servizi si basano sul volontariato. E quindi tanti centri, molte strutture rischiano la chiusura perché non saranno più in grado di soddisfare questi nuovi requisiti. Ma quante sono le persone, le donne che si rivolgono alla rete antiviolenza del Veneto? Nel 2021 si sono contate 6.432 richieste di aiuto e sono 3.450 i casi presi in carico dalla rete veneta, numeri altissimi che comunque saranno forse una goccia in mezzo al mare della violenza maschile, ma che comunque corrispondono a un lavoro enorme dei centri antiviolenza e delle volontarie, dei volontari che ci lavorano. Assurdo quindi che i nuovi requisiti mettano a rischio l'esistenza di queste strutture quando invece servirebbero nuovi fondi per sostenerne il lavoro. E sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, intanto un'intervista a Mariangela Zanni, presidente del Centro Veneto Progetti Donna di Padova, il più grande centro antiviolenza del Veneto. Un colloquio tra Zanni e la giornalista Laura Berlinghieri, in cui la Presidente dice è importante rivolgersi agli esperti per uscire dalla violenza, controllo di SMS e chiamate, ecco quali sono i segnali da riconoscere naturalmente per prevenire ed evitare che si arrivi a forme di violenza ancora peggiori. Ecco, ora voltiamo pagina, proseguiamo la rassegna stampa di oggi. Torniamo sul Corriere del Veneto con una notizia che riguarda Venezia e il ticket d'ingresso alla città, un progetto che prosegue. Venezia a pagamento per 29 giorni, 7 varchi in città, ticket a 5 euro. Questa è la notizia sul Corriere del Veneto, l'articolo è di Francesco Bottazzo. Il comune di Venezia infatti ha deciso il calendario, i residenti in Veneto saranno esentati ma dovranno comunque prenotarsi per poter accedere alla città storica veneziana. Insomma, un calendario che vede 29 date in cui Venezia sarà a pagamento. Si parte da aprile e si arriva a luglio. L'orario dalle 8.30 alle 16. Il contributo giornaliero fissato dalla Giunta Brugnaro costerà 5 euro. Saranno esentati dal contributo d'accesso i ragazzi sotto i 14 anni, i residenti e i nati nel comune di Venezia, i lavoratori, inclusi i pendolari, gli studenti con sede nel centro storico o nelle isole minori di Venezia. Sono previste multe da 50 a 300 euro per chi non rispetta la procedura, quindi anche per chi, pur essendo esentato dal contributo d'accesso, come per esempio i residenti in Veneto, non dovesse prenotarsi. E insomma vedremo come verrà effettivamente attuata questa novità del ticket d'accesso alla città storica di Venezia, che nel frattempo assomiglia sempre di più a una Disneyland nella laguna. Voltiamo pagina, i rifiuti, c'è un nuovo modello per la raccolta dei rifiuti, paghi per quello che butti. Paolo Contò, il direttore del bacino Priula, sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, illustra i vantaggi della cosiddetta tariffa puntuale rispetto alla Tari. Il sistema è già in uso nella metà dei comuni veneti. In sostanza si tratta di un modello in grado di ridurre di oltre il 20% i costi di gestione dei rifiuti, un modello anche che permette una mappatura piuttosto puntuale degli abusi e garantisce modelli di economia circolare estremamente virtuosi. Sono questi alcuni dei vantaggi dell'introduzione della tariffa puntuale rispetto alla Tari, la tassa sui rifiuti. La prima, cioè la tariffa puntuale rispetto alla più comune Tari, offre la possibilità di valutare la quantità di rifiuti prodotti da uno specifico utente, dandogli la possibilità di pagare in base al suo specifico apporto. Uno degli artefici di questo modello è appunto Paolo Contò, direttore del Consiglio di Bacino Priula, la destra piave della provincia di Treviso. Oltre ad essere il direttore di uno dei 12 consigli di bacino del Veneto, Contò è anche il presidente nazionale dell'associazione Pay It, Pay As You Throw, paga per quel che butti, che si occupa
della promozione appunto della tariffa puntuale in Italia. È stato intervistato oggi da Riccardo Sandri per i quotidiani del gruppo NEM. Ma chiudiamo la rassegna stampa di oggi invece con due notizie flash. La prima sul Gazzettino, un'altra perizia a sorpresa sul cavalcavia della strage. In questi giorni, in queste settimane, forse alcuni di noi se lo sono dimenticato, si parla della strage dell'autobus sul cavalcavia a Mestre, tra Mestre e Marghera. Il 5 dicembre è previsto un nuovo sopralluogo sul luogo dell'incidente del bus costato la vita a 21 persone. Iniziata nel frattempo l'estrazione delle telecamere che hanno ripreso l'incidente. Le immagini dovrebbero mostrare che cosa ha visto l'autista durante quei secondi fatali. Lunedì invece si aprirà la scatola nera. E chiudiamo davvero con l'ultima notizia flash per oggi, sempre sulle pagine del Gazzettino. L'influenza aviaria comporta abbattimenti e restrizioni in Veneto. I produttori lanciano l'allarme: per un periodo non ci saranno più polli e tacchini, dice Zoccato di Ava. Va ricordato che con oltre 2000 aziende agricole il Veneto è il maggior produttore di tutta Italia di polli, tacchini e faraone, e il 50% della produzione nazionale di tacchini è proprio nel veronese. Se si blocca la filiera veneta, di fatto si blocca la produzione nazionale, spiega Diego Zoccante, presidente dell'Associazione Veneta Avicoltori, ovvero l'AVA, l'unica che si occupa solo di avicoli, con 600 soci in tutta la regione. Quindi il problema dell'influenza aviaria e delle conseguenze per gli allevamenti della filiera veneta. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana, con le manifestazioni e le iniziative domani, sabato 25 novembre, giornata per la eliminazione della violenza contro le donne. Noi come sempre torniamo a sentirci lunedì mattina con la rassegna stampa di tutti i quotidiani locali e nel frattempo ancora una volta un saluto da Jack Calcetto.